Ci senti? Eccolo. Ecco, no. Allora, noi ti vediamo, dacci un segno, vediamo se anche ti sentiamo. Io mi sento perfettamente, vi vedo. Sì, perfetto, voi ci... Bene, sento a tutti. Bene, intanto grazie per, come sempre, per questa disponibilità, e se gentilmente in 3 minuti riesci a farci un quadro di come si presenta la vendemmia nella tua regione, in Emilia Romagna. Grazie. Bene, ci provo subito. Dunque, in Emilia Romagna possiamo dire in maniera molto sintetica ottima qualità e abbondante produzione, visto come si sta evolvendo la stagione. Ci sono stati qualche problema in fase di fioritura che ha determinato un po' di colatura, un po' in generale, su quasi tutti i vitigni della base anchelografica della regione Emilia Romagna, però tuttavia la produzione è attualmente abbastanza uniforme e regolare. La maturazione sta avvenendo in maniera appunto regolare e anche un po' in linea con quanto era nelle pre-annate storiche, diciamo così, non come nel 2017. È una annata che prevede una raccolta sulla base delle indicazioni che stanno pervenendo dai tecnici che abbiamo sul territorio, che monitorano in maniera costante il livello produttivo, in linea con le annate classiche. Quindi abbiamo intorno al 20-25 di settembre la raccolta del Sangiovese e una settimana, quasi una settimana prima, il Trebbiano, giusto per dare un'indicazione. Lo scorso anno era tutto anticipato di 20 giorni. Dal punto di vista fitosanitario, le uniche emergenze che si riscontrano attualmente sono legate al contenimento un po' della peronospora che in qualche areale della regione Gita c'è un portaattacco di cocciniglia e sta destando particolare problema quest'anno un po' il mal dell'esca, che in alcuni casi, in alcuni vigneti, rappresenta quasi un 15-20% delle piante colpite nel vigneto, quindi una manifestazione abbastanza recente dal punto di vista di questa malattia. In generale la produzione si attesterà con un 20% in più rispetto allo scorso anno, quindi si recupera il gap che si era verificato nel corso del 2017, 20% legati a varietà prevalentemente spolina, quindi dalla collina piacentina e parmense, abbiamo la Partina, il Tortugo, la Barbera e la Malvasia, che in questi areali hanno una produzione del 20% in più. Mentre nei Lambruschi, nella parte di collina, il Grasparossa, Zoltara, abbiamo una percentuale di produzione in più anche del 20%, e in pianuri invece raggiungiamo il 25%. Scendendo ancora più giù in Emilia, quindi in Romagna, nella parte legata al Sangiovese di collina, che rappresenta il vitigno principe della collina della Romagna, anche qui l'ottima allegagione che è avvenuta attualmente fa stimare una produzione di circa il 20% in più rispetto al 2017. Il Trebbiano Romagnolo, che è la parte produzione legata alla pianura, e invece una produzione ancora più abbondante, parliamo del 25% in più, quindi il Trebbiano quest'anno recupera abbondantemente il che aveva attestato lo scorso anno. In generale la regione romana quest'anno, secondo le stime che stiamo facendo, la base dei dati che stiamo raccogliendo attraverso i tecnici, la produzione si attesterà intorno agli 8,5 milioni di ettolitri rispetto ai 7 milioni dello scorso anno. Quindi questo è il livello produttivo dell'Emilia Romagna. Non vi sono attualmente particolari criticità per cui le espressioni termiche che si sono avute fino all'inizio di agosto hanno determinato un'ottima maturazione.
parte questa ultima settimana, dove si sono raggiunte temperature nella parte centrale della giornata di circa 36-37 gradi, e anche durante la notte si sono mantenuti tali, per cui si spera nella prossima settimana di poter ritornare in quel range di temperature ottimale per la maturazione dell'uva. Io penso di aver esaurito il mio tempo, non so se ho dato già qua esaurito. No, va benissimo Giovanni, va benissimo, chiedo sempre se c'è qualcosa da chiedere, ma andiamo avanti veloci perché siamo anche un po' in ritardo. Giovanni, ti ringrazio davvero come sempre, un arrivederci al prossimo anno. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie, ciao, grazie.